Wow! Fio, guarda che roba! Ciao a tutti, io sono Mario e bentornati su Big Rocket Project. Questa settimana non faremo nessun progetto troppo complicato, anzi ne faremo due un po' più semplici, per cui cominciamo con il primo. Per la finitura utilizzo sempre la stessa finitura cerata satinata d'acqua della Elephant. Dunque qua il palco si divide in due sezioni, una che è questa qui esterna che si può prendere qui dalle maniglie a fianco, spostare in modo agile in due persone, lo si può utilizzare sia così che prende tutta la larghezza che metterlo dritto e usarlo come passerella. Dietro invece ho fatto semplicemente un rialzo per portare tutto il box nero che esisteva già su un piano di 50 cm da terra. Se vi state chiedendo a che cosa servirà questo palco, è per fare le recite a fine anno. A che altro se no? Ora, questo lavoro è terminato, il prossimo dobbiamo andare giù al piano di sotto dove c'è lo studio fotografico e dobbiamo fare insieme a Gabri il nuovo portone, diciamo, per entrare lì dentro. Sta registrando?
dammelo in testa. Ah, scusa. No, più forte. No. Arrivati a questo punto bisogna solo provare questo jig strano che vedete qua alle nostre spalle. Vi spiego brevemente cos'è, a cosa serve e cosa potrebbe succedere. Dunque abbiamo questo rotolo che è una pellicola nera, lucida, non è trasparente, non passa la luce. Faremo un portone simile alla falegnameria al piano di sopra per chiudere l'entrata dello studio fotografico in modo che non entri la luce, sia facile entrare e uscire e via così. Dobbiamo tagliarlo tutto a strisce di 25 cm, quindi ho pensato, visto anche su un video probabilmente di Abu, non mi ricordo, lui in quel caso lì doveva tagliare un nastro, metteva una lama tipo del Maker Knife, quella lì trapezoidale classica, fissata al tavolo e poi tirando ovviamente il nastro seguiva quel taglio lì preciso. Questa filosofia mi piace e vorrei applicarla in scala un po' più grande qui. Per farlo abbiamo fissato 8 lame, come vedete, sul tavolo e su quest'asse che è tenuta schiacciata. Da questo, dal peso qua centrale e dall'altro morsetto alla fine, così non si sposta veramente da nessuna parte. Adesso abbiamo già cominciato a tagliare un pezzettino e fissato alla fine un piccolo travetto per avere uniformità quando si tira. Se funziona questo trick vi ho svoltato la giornata. Andiamo? 3, 2, 1, via. Ti vedo poco deciso. Io andrei un po' più deciso. Mi sembra che sta funzionando. Ma che funzioni? Sì, ma che faccia le righe dritte? Beh. Mi sembra che funzioni, dai. Io continuerei. Io... Wow! Fio, guarda che roba! Io direi che arriviamo alla fine... Siamo alla schiena? Boh. A me sembra venuto Un po' la partenza qui titubante. È bello dritto, eh? Sei soddisfatto? Sono molto soddisfatto. Sono molto soddisfatto. Che dici te, Fio? Abbiamo fatto un bel... Si è frizzato, ha finito le pile. Minchia. Venuto molto bene. Mario, tu non ci credevi, di la verità. No, non ci credevo. Cioè, ero convinto tipo al 70%. Ora ti fidi più di me? Dai, Dai. guarda, sì dai, mezza posizione l'hai guadagnata. Incredibilmente è riuscito. Bellissimo, bellissimo. Ora c'è all'inizio un po' di titubanza e quindi fa un attimo così, però saranno 20 cm che possiamo tranquillamente scartare. È andato tutto bene. Sicuramente la maggior parte di questi 10-15 metri che abbiamo tagliato è perfetta, è perfetta. Quello che ci manca adesso è ovviamente tagliarne un altro po' o comunque valutare un attimo come fare e trovare un sistema per agganciarle là sopra al frame del portone. Scusatemi per l'audio, è morto il microfono, per cui usiamo questo se va, perché delle volte mi fa anche dei tiri che non funziona e non capisco. Proviamo. L'ultimo passaggio da fare è attaccare su questo piccolo listellino di MDF, qua dietro ci sono i pocket hole fatti per il fissaggio sopra. Attaccheremo con la graffettatrice le striscette e poi cominciamo col fissarle. Io almeno voglio vederle fissate. Certo, è normale.
Beh, sembra di entrare al cinema. Beh, ci sta, dai. Ottimo, il trick ha funzionato alla grande. Vi faccio vedere adesso un attimo nel dettaglio come sono state fissate poi tutte le strisce di nylon. Allora, qua ci troviamo tra i vari strati, tra uno strato e l'altro ci sono 30 cm. Questo qua è il primo che dà sullo studio, secondo strato che dà sul terzo, il terzo che dà sul quarto, tutti attaccati con i pocket hole da sopra, quindi bella resistente, e fuori è fatta così. Come vedete abbiamo fatto 4 strisce proprio perché, per evitare che tra una e l'altra si creino delle scanalature, delle fessure come quelle, e la luce entri. Facendo 4 di questi, c'è 1, 2, 3 e boom, e sbuchi di qua. Quindi lì alle mie spalle la luce non entra, perché tra un passaggio e l'altro inoltre abbiamo sfalsato un attimo le striscioline, per cui preciso. Questo è quello che si vede passandoci attraverso. Sembra di entrare a Gardaland. Ottimo, detto questo non c'è altro da aggiungere, quindi a me non mi resta che salutarvi, ringraziarvi sempre per il vostro supporto e ci vediamo sempre il prima possibile in un nuovo video.